Loro sono qui perché rappresentano i paesi dai quali sono pervenute quest'anno il maggior numero di indebiti esteri e anche le problematiche relative alla condivisione di pensioni e superstiti, quindi avremo anche modo di ascoltare loro. E dato proprio che ci troviamo in un contesto di avvocati, di legali, vorrei iniziare proprio citando una legge, che è la legge 152 del 2001 dei patronati, quella legge che ha dettato la nuova disciplina per quanto riguarda gli istituti di patronato, che li ha definiti come persone giuridiche di diritto privato che svolgono una funzione di pubblica utilità. Questo ruolo, direi così importante, oggi sembra quasi scontato, ma non lo è, perché per svolgere questa funzione è una funzione che noi, un'attività che ci siamo dovuti guadagnare negli anni. Ricordiamo anche un referendum che tentava di abrogare i patronati, quindi gli istituti di patronato. Referendum che alla fine poi, come abbiamo potuto tutti noi sapere e notare, è un referendum che è stato un boomerang per chi l'aveva promosso, una vittoria per noi patronati. Vittoria perché? Perché successivamente la Corte Costituzionale, con una sentenza, la numero 42 del 3 febbraio del 2000, ha sancito e definito proprio la funzione dei patronati come funzione pubblica, quindi affidando a noi patronati la tutela dei diritti dei lavoratori e quindi ci ha in un certo senso detto: siete protagonisti della tutela dei diritti dei lavoratori, quindi dell'assistenza e della tutela. E è sempre in aderenza con l'evoluzione dello Stato sociale. Perché dico questo? Perché noi durante gli anni abbiamo visto proprio un evolversi di quello che è, del cambiamento di quello che è lo Stato sociale, e innanzitutto la prova ne è anche l'evoluzione demografica, quindi l'aumento della popolazione degli anziani. E in tutto questo noi ci siamo dovuti adattare, lo abbiamo fatto con competenza, con specificità, e in un certo senso quell'articolo, quella sentenza della Corte Costituzionale ci ha in un certo senso definito sì come patronato, quindi l'attività tradizionale di patronato, però ha anche messo le basi per l'implementazione della funzione dell'attività di patronato, e non solo, ha ampliato gli ambiti di operatività dei patronati. Questo perché? Perché sono cambiati anche non solo le materie oggetto dell'attività di patronato, ma anche i soggetti. E questo lo vediamo perché la legge poi 152 è andata oltre. Infatti con l'articolo 10 presente nella legge 152 noi ci possiamo permettere, l'abbiamo fatto in questi anni, di poter siglare delle convenzioni nell'ambito della previdenza complementare, del risparmio previdenziale, nell'ambito del mercato del lavoro, delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, con gli organismi comunitari, con le istituzioni giuridiche private e pubbliche. E questo infatti l'abbiamo fatto durante gli anni. Ricordiamo così, tanto per citare qualcuna, la convenzione con i beni culturali, le convenzioni con i 6 fondi di pensione per la previdenza complementare, e non ultimo la convenzione con l'ANPAL. E in ciascuna di queste convenzioni il patronato, quindi operatori, responsabili, direttori, presidenti, quindi tutto ciò, tutte le persone, che ciascuno di noi il ruolo che svolge, abbiamo messo a disposizione di questi enti, di questi organismi, le nostre competenze. Questo abbiamo fatto, le nostre competenze professionali. E proprio citando poco fa proprio l'evoluzione dello Stato sociale, da una parte l'evoluzione dello Stato sociale, il cambiamento del sistema di sicurezza sociale, i vecchi e nuovi bisogni dei cittadini, dei lavoratori, tutto ciò unito a un quadro normativo che, come ben sapete, non è di facile fruizione, non è sempre di facile interpretazione. Tutto ciò ha reso indispensabile per il patronato offrire un'attività di servizi sempre più ampia, articolata e complessa, e direi
affidabile. È proprio su questo termine, sull'affidabilità, che mi vorrei concentrare. Per realizzare questo, come patronato da anni abbiamo avviato un percorso, che è un percorso formativo, che è ben programmatico, ben organizzato, perché riteniamo che la formazione, la conoscenza, lo scambio di conoscenza, di informazioni, più che altro la capacità di sapere integrare i saperi, tutto ciò non è soltanto garanzia per offrire un servizio di qualità ai nostri assistiti, ma è anche uno strumento che ci connota, che ci consolida come patronato. E dato che l'azione legale, l'attivare un contenzioso nei confronti dell'INPS, nei confronti di un'amministrazione pubblica, nei confronti della sanità, è anche una tutela nei confronti del cittadino, io mi auguro che questa consulta sia un ulteriore momento di approfondimento, di formazione per tutti noi. Comunque i problemi si ripresentano, evidentemente, nonostante i ricorsi anche vinti, soprattutto a livello amministrativo, grazie ai pareri redatti dai legali che ci supportano, però evidentemente l'INPS non è che li recepisce, o perlomeno non in modo così uniforme su tutto il territorio, e di conseguenza, operando un po' a macchia di leopardo, si ripresentano spesso le stesse casistiche, e quindi abbiamo spesso delle comunicazioni di indebito che non riportano nel dettaglio le motivazioni per cui sono stati appunto notificati, perché appunto non vengono rispettati i termini prescrizionali, o perché non vengono rispettate quelle norme che prevedono una tutela di chi è il percettore di queste prestazioni pensionistiche e che non deve vedersi trattenere un importo superiore al quinto del trattamento pensionistico stesso. Questi, diciamo, un po' gli aspetti che si ripetono nonostante i ricorsi pure vinti. Ma in particolar modo quest'anno si sono diciamo così, verificate molte richieste di parere in confronto, diciamo così, le richieste di consulenza che sono pervenute dalle nostre strutture all'estero quotidianamente, soprattutto nell'ambito di sempre nell'indebito previdenziale, quando però sfocia particolarmente nell'ambito della successione ereditaria, perché sempre con maggior frequenza vengono praticamente notificati e richiesti, cioè la restituzione di queste somme apparentemente indebitamente percepite, non ovviamente al dante causa, ma ai suoi eredi. E siamo sempre in un grosso dibattito, nella grossa difficoltà di poter dimostrare che in realtà queste somme non devono essere restituite. Perché siamo nella difficoltà? Perché bisogna iniziare a ragionare verificando se c'era stata una rinuncia all'asse ereditario, se c'era stata un'accettazione ma con beneficio di inventario, e ultimamente ci si è posto pure un caso, proprio come diceva il direttore, che ci è stato segnalato dall'Australia da un collega di Oakley, dove dobbiamo anche verificare se si può parlare addirittura di tacita accettazione dell'eredità. Perché qui si tratta di una casistica legata a un fratello e una sorella, il fratello deceduto che era residente in vita in Italia e la sorella da 30 anni in Australia. Non si erano mai più scritti, mai più sentiti, mai più parlati, e a questa sorella viene notificato l'indebito. Ovviamente dice: io non devo pagare nulla, perché chiaramente non ci siamo mai neanche rivolti la parola, non abbiamo nulla in comune, io non pago niente. Bisognerà verificare che non ci sia invece una tacita assunzione, perché è probabile che ci siano dei beni immobili in Italia utilizzati anche dai figli di questa signora. Quindi a questo punto la verifica diventa un po' più articolata, ed è per questo che abbiamo veramente tanta necessità di confronto con i legali, perché tra l'altro le distanze non aiutano, l'età degli assistiti nemmeno, perché sono persone che vivono là da molti anni e sono anche persone grandi, insomma abbiamo tutta questa casistica. Rappresenta proprio anche nell'intenzione dell'istituto, dell'INPS, c'è la volontà di mettere alcuni punti fermi, alcuni capisaldi condivisibili o meno, questo è un altro discorso, però comunque si vogliono mettere i puntini sulle i su alcune questioni anche diciamo sollevate da Anna, quindi diventa un vero e proprio vademecum, possiamo dire,
in merito a questa materia che è piuttosto ampia e anche annosa per i numerosi nostri assistiti. Allora, questa circolare quindi si divide in due parti fondamentali. Innanzitutto nella stessa premessa dell'INPS viene spiegato che la circolare è finalizzata a riepilogare le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti quindi da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio, fine rapporto. E questa è stata emanata proprio alla luce di una determinazione presidenziale del luglio 2017, la 123. Ora, l'INPS ci tiene a precisare che il recupero delle prestazioni pensionistiche di fine servizio, di fine rapporto, che sono state indebitamente corrisposte dall'INPS, ha un carattere di doverosità e quindi definisce ai sensi della normativa civilistica nonché di settore di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse. Quindi l'INPS diciamo che giustifica queste sue azioni invocando proprio le finalità di pubblico interesse. Ora, nella materia degli indebiti si sono succedute nel tempo numerose leggi, disposizioni amministrative e quindi per questo forse l'INPS ha ravvisato proprio la necessità di creare un po' di ordine in una così grande confusione. Quindi in questa circolare, in questa determinazione presidenziale del luglio 2017 è stato approvato l'allegato al regolamento recante i criteri, i termini, le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS, che inaugura, definisce così l'INPS, l'avvio di un processo evolutivo destinato a superare gradualmente tutte le istruzioni amministrative generali divulgate, nonché di adeguare quindi le attuali modalità di recupero dei crediti alle innovazioni normative che ci sono state nel corso del tempo, quasi a dire in questo calderone cerchiamo di mettere un attimo di ordine, in alcune cose c'è riuscita l'INPS, in altre no. Quindi questa circolare rappresenta un vero e proprio primo passo quindi verso un processo di armonizzazione e quindi l'INPS precisa che lo scopo è proprio quello di fornire un documento unitario e organico per tutte le gestioni dell'istituto, quindi questa è proprio la volontà dell'INPS. Quindi questa circolare abbiamo detto che si divide in due parti. La prima parte dà un quadro complessivo della disciplina vigente in materia di indebiti, quindi tenendo presente tutte le gestioni confluite anche in INPS. E poi invece la seconda parte è dedicata proprio al procedimento, alla procedura di recupero di questi indebiti, secondo appunto quanto è stato previsto in questo nuovo regolamento. L'INPS innanzitutto procede a classificare le prestazioni indebite in indebiti propri, indebiti di condotta e indebiti civili. Gli indebiti, quelli denominati propri, sono quelli indebiti la cui causa è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio rapporto, quindi è connessa proprio all'errore vizio. Poi gli indebiti di condotta invece sono quegli indebiti nati proprio da un elemento intenzionale, cioè da un comportamento che può essere omissivo o commissivo che ha generato questo indebito e quindi ha determinato l'illecito arricchimento. E poi ci sono gli indebiti, quelli definiti indebiti civili, che sono quegli indebiti ad esempio derivanti da una pronuncia di sentenza favorevole per il pensionato che poi... Parlo adesso dei studenti, dei orfani studenti, per quali noi abbiamo chiesto la ricostituzione della pensione di reversibilità, oppure per altri anche la pensione, la quota di pensione di reversibilità. Quest'anno non abbiamo avuto risposta positiva, affermativa per nessuno.
e 2 sono state anche respinte. E adesso parlo non solo di Romania, però ho parlato prima con la nostra collega da Spagna e anche lei 100% le pratiche sono state o respinte o come diciamo noi sono in attesa. È vero che l'INPS ha dato un messaggio il 17 luglio 2018 dove è scritto che loro chiedono una dichiarazione attestante la corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all'estero, rilasciato dagli uffici scolastici regionali del Ministero dell'Istruzione. Però fino ad ora l'INPS non ci ha dato una risposta qual è la forma di questo documento, chi lo rilascia, come lo mandiamo. Fino a quest'anno noi quando facevamo questa domanda di ricostituzione oppure una pensione di reversibilità per studenti, per orfani maggiorenni, allegavamo sempre alla domanda un documento dalla scuola scritto in lingua rumena, che la scuola è statale, che i corsi sono diurni, che il giovane studia in questa scuola. Questo documento era sempre con apostille da Haia. La traduzione di questo documento aveva sempre l'apostille. Fino a quest'anno non abbiamo avuto mai problemi. Visto che siamo parte di questa convenzione da Haia, io dico che INPS è obbligato di riconoscere un documento con questa apostille. Una circolare che parla sempre di indebiti. Ma quante leggi ci sono state sugli indebiti? È bello mettere tutti i giorni le circolari, se poi ogni circolare non che abolisce, ma dimentica quello che le altre leggi dicevano. Per il Belgio i nostri indebiti diciamo che si creano più che altro su 4 elementi. L'indebito per il ricalcolo e trattamento pensionistico, verifiche reddituali, ci sono problemi. Riscossione di prestazioni di inesportabilità all'estero, riscossione rata di pensione post mortem. Se l'articolo 52 della legge del 9 marzo 89 prevede che le pensioni possono essere in ogni momento rettificate, è pur vero che l'articolo 13,2 della legge 412 del 91 stabilisce che l'INPS procede annualmente alla verifica della situazione reddituale dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e prevede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. E questo non si fa. Però, dal momento che l'interessato ha fatto la comunicazione che potrebbe portare al ricalcolo della prestazione in diminuzione, il fatto che l'INPS non provveda alla rettifica tempestivamente, dice la circolare 47, perché tanto nessuno dice cosa significa tempestivamente. Quanto tempo tempestivamente? Nessuno lo dice. Deve essere, secondo sempre il famoso articolo 52, deve essere considerato un errore amministrativo, così lo chiamavamo una volta, da parte dell'INPS, e quindi non potrebbe richiedere il recupero dell'importo detto secondo loro in debito. Questo stato di cosa spesso e quando? Un pensionato è titolare di prestazione con trattamento di famiglia e si comunica che il coniuge è deceduto, si trasmette il certificato di decesso e l'INPS continua a pagare la pensione. Che è colpa del pensionato? Se l'INPS non ha verificato? Quando uno trasferisce la residenza in Belgio dall'Italia e quindi c'ha delle quote tipo la maggiorazione sulla pensione che non gli spettava, ha comunicato l'indirizzo. L'INPS paga la pensione in Belgio tramite la CT e perché non l'ha ricalcolata? Questo non è un errore amministrativo? Perché deve pagare conseguenze interessato? La stessa cosa con il decesso del pensionato. Si trasmette un certificato di decesso, si fa online e la CT continua a pagare. A chi lo sbaglio? A chi la colpa? All'INPS? Al pensionato perché è morto? O alla CT? Io non lo so, però non vedo perché poi chi rimane, gli eredi, devono avere tutti questi problemi, anche perché è pur bello contenzioso. Ma quanto costa un contenzioso? Solo per fare la delega all'estero, per permettere all'avvocato di andare avanti, costa 350 euro all'avvocato in Belgio, perché sapete che comunque i consolati non fanno più le deleghe. Quindi le procure sono una spesa interessante, li fanno in lingua francese, quindi bisogna fare traduzione. Quindi in pratica siamo attorno a 500 euro. Spendere 500 euro per recuperare 600, aspettare 3 anni?
ne vale la pena. Andiamo velocemente avanti, io spero di, insieme all'avvocato Mamarella, di non bruciare, di usare i tempi che mi sono stati concessi. Le pensioni ai superstiti, ripeto, come vi ho detto, sono un tema, ahimè, complesso. Ovviamente si parla di percettori, cioè di chi ha il diritto alla pensione. Ci sono su ognuno di questi punti temi legali, l'avvocato Mamarella mi interromperà quando vuol dare degli spunti più importanti. Ahimè, sì, il coniuge superstite ha diritto al trattamento, ma ci sono tutte le questioni oggi delle separazioni con addebito, del divorzio conclamato, del divorzio con assegno. Qui ci sarebbe proprio tutto un mondo da esplorare e ovviamente io capisco anche però l'INPS che va spesso in tilt, perché eravamo abituati 30 anni fa a casi molto semplici, matrimoni che duravano una vita, la morte del pensionato, la reversibilità, era tutto molto più semplice. Oggi si creano delle situazioni molto molto complesse. Dicevo, sui figli... Prego avvocato, mi piace questo TAN, così non vi annoiate. È già stato evidenziato che nella patologia del rapporto matrimoniale o con la separazione o con il divorzio ci sono delle regolamentazioni specifiche e la giurisprudenza è intervenuta soprattutto per quanto riguarda i coniugi divorziati, ritenendo che sia possibile la pensione ai superstiti soltanto se il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile. Una sentenza recentissima che è uscita non più di 2 mesi fa ha confermato che quando si fa riferimento all'assegno divorzile si fa riferimento solo all'assegno periodico divorzile, per cui se il coniuge è titolare, ha ricevuto un assegno divorzile una tandem, non può beneficiare della pensione superstiti. Questo chiaramente è un rilievo fondamentale per noi avvocati che ci occupiamo anche di queste materie, perché l'assegno una tantum esclude la pensione di reversibilità. Così come un'altra problematica che si pone al riguardo è l'ipotesi in cui il soggetto defunto, quindi il primo titolare del diritto alla pensione di inabilità, nel frattempo si era risposato, quindi esistono 2 coniugi, i quali un coniuge divorziato e un coniuge presente. Anche qui, come voi sapete, occorre procedere alla ripartizione con un giudizio da fare in sede di volontaria giurisdizione davanti al tribunale per la ripartizione in proporzione della durata d'età. La ulteriore riflessione e riformulazione della proporzione della pensione sarà fatta nell'ipotesi in cui il coniuge divorziato titolare di pensione si risposi, lo perde completamente. Se c'era il primo secondo coniuge verrà riformulata completamente, ridimensionata la pensione. Per quanto riguarda invece il coniuge separato che consegue e persiste nel suo capo la posizione di coniuge, il titolo che dà il diritto alla pensione è lo status di coniuge. Laddove però è stata addebitata la separazione, come giustamente ha detto il collega, è solo nelle ipotesi in cui c'è il diritto agli alimenti. Noi non abbiamo però all'interno della separazione una separazione col diritto agli alimenti. Laddove c'è l'addebito noi sappiamo che non esiste l'assegno di separazione, quindi io non concordo con l'idea che l'essere titolare di alimenti del coniuge separato sia giustificato con la posizione di coniuge. Sono più che altro col fatto che invece ai sensi del 433 hanno diritto agli alimenti coloro che hanno una relazione o di parentela o di coniugio, quindi fuoriusciamo dalla separazione. Dicevo, le pensioni indirette, la pensione indiretta, che è quella che adesso ci andiamo ad osservare, calcolata con il nuovo sistema contributivo, è complessa, cioè è una simulazione giuridica, perché in fondo il lavoratore non ha raggiunto l'età pensionabile. A questo punto il legislatore dice: beh, se è venuto a mancare prima del suo 57esimo anno, simuliamo i coefficienti di rendimento del 57esimo anno, andateli a leggere.
Stiamo parlando di un rendimento del 4% dei soldi che sono stati accumulati nel montante contributivo del pensionato, quindi già è una somma ben diversa dal 6-6,5% che normalmente è riconosciuto a un lavoratore che ha raggiunto il suo 67° anno di età. E poi dicevo, in ogni caso i coefficienti di trasformazione e il montante sono comunque penalizzanti per l'effetto della riforma della 335 del 95, che è quella che ormai coinvolge tutti i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996. Dicevo poi, quello che ho anticipato prima, entrano in campo anche i figli rispetto al coniuge superstite, perché i figli hanno il riconoscimento della loro quota di pensione, che poi normalmente viene erogata sul coniuge, però anche lì c'è un piccolo risvolto fiscale. Le pensioni vengono pagate sul coniuge, ma le quote attribuibili ai figli vengono tassate sui figli. Quindi, per chi è un po' più avvezza ai numeri, il concetto di no tax area, fino a 8.000 euro di reddito sul percettore non si pagano tasse. Dividere una pensione tra una mamma e un figlio non significa solo incrementarne l'importo dal punto di vista del lordo, ma anche permettere loro di prendere un maggiore netto, perché la quota del figlio nel 90% dei casi è esentasse, e questo crea un effetto moltiplicatore sul reddito. E quindi adesso andiamo avanti. Perché vi dicevo che è difficilissimo, bisogna mettersi a tavolino a capire se vale la pena di fare un ricorso, se per il ragazzo stesso è conveniente andare a studiare all'estero o addirittura intraprendere quel corso di studi, perché qui c'è sicuramente una fase patologica dove intervenite voi avvocati, però c'è una fase decisionale per il ragazzo. Se ha scelto un corso di laurea che non è riconosciuto dal MIUR, bene, ma gli si dica, perché andrai a studiare all'estero senza l'assegno di tuo papà. Quando non ci sono figli a carico, giustamente il legislatore già dal 95 ha detto: beh, se tu coniugi hai dei tuoi redditi personali e non hai figli a carico, io questo assegno te lo decurto del 25% se il tuo reddito è superiore a... non te lo decurto se hai un reddito personale fino a 3 volte il trattamento minimo, te lo decurto del 25% se superi di 3 volte, del 40% se lo superi di 4 volte, addirittura te lo dimezzo se tu hai un reddito superiore a 5 volte. Poi arriva lo Stato con il fisco che lo ridimezza perché va un accumulo fiscale sul 7,30. Sono poche parole, questo assegno ad un certo punto si impoverisce. Perché vi ho fatto questa premessa? Vi dicevo, perché tutte queste decurtazioni si applicano se non ho figli. Il figlio a carico studente ha una valenza gigantesca, soprattutto per chi è all'estero.